Buonasera ragazzi, vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi per iniziare il nostro culto e vorrei leggere con voi un testo che si trova nel libro di Salmi, il capitolo 26. Che dice così: di Davide: fammi giustizia, o Signore, perché io cammino nell'integrità e confido nel Signore senza vacillare. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore, poiché ho davanti agli occhi la tua benevolenza e cammino nella tua verità. Io non siedo in compagnia di uomini bugiardi, non vado con gente ipocrita. Detesto l'assemblea dei malvagi, non vado a sedermi tra gli empi. Lavo le mie mani nell'innocenza e così faccio il giro del tuo altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, per raccontare tutte le tue meraviglie. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Non mettermi in un fascio con i peccatori, non associarmi agli uomini sanguinari, nelle cui mani è scelleratezza e la cui destra è colma di regali corruttori. Quanto a me, io cammino nella mia integrità. Liberami, abbi pietà di me. Il mio piede sta fermo in luogo piano. Nelle assemblee io benedirò il Signore. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per la tua benevolenza, per la tua misericordia, Signore, verso le nostre vite, per la tua fedeltà, oh Padre. Ti preghiamo, Signore, che il tuo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi, che il Signore possa camminare, Signore, nelle nostre vite, oh Padre, che il Signore possa guidarci, oh Padre. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa che fai nelle nostre vite. Ti preghiamo che noi possiamo, Signore, offrire la nostra lode, la nostra adorazione, Signore, a te in questo momento, Signore. Apri, Signore, i nostri cuori, Signore, affinché noi possiamo ricevere la tua parola, oh Padre, e che questa possa trovare, Signore, un terreno fertile, oh Padre, in cui possa fruttificare, Signore. Noi ti ringraziamo, oh Padre, per ogni cosa e ti chiediamo, Signore, di benedire questo momento. Nel nome di Gesù. Amen.
sei Re, regna nei nostri cuori, tu è Re di potere per sempre. Amen. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei Re, tu sei Re. E questa sera possiamo cantare al nostro Signore sapendo che Lui ci ascolta, Lui ci sente, e che possa essere un giorno speciale dove possiamo dare la nostra lode dopo una settimana magari difficile per ognuno di noi, che possiamo dare questa lode al nostro Signore con amore e con gioia. Cantiamo. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta, il Re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta, il Re vivo. Io canterò in mezzo
la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Cantalo più forte, cantalo più forte, cantalo più forte, cantalo più forte, cantalo più forte. Davanti ai miei nemici, Cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte. il cielo lo sta per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Innalzo un alleluia, 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 innalzo un alleluia. innalzo un alleluia. Padre, ti ringraziamo per questo momento, Signore. Ti lodiamo, Signore, perché sappiamo che tu sei qui, Padre. Ti ringraziamo perché possiamo essere qui riuniti tra fratelli, Padre, poterti lodare, poter innalzare il tuo nome, Signore, e conoscere di più della tua parola, Padre. In molte parti di questo mondo non è possibile, Padre, e noi ti ringraziamo perché abbiamo questa possibilità, Signore, che tu ci dia la forza, Padre, che ci serve per poter portare questa parola alle persone che hanno bisogno, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Grande è il Signore, Lui è degno di lode. La gioia della grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui.
ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Il Signore, Lui è degno di lode. La città del nostro Dio è luogo santo. La gioia della Signore, Lui abbiamo la vittoria. A Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Sei re. Sei re. Questa sera, Padre, dichiariamo che tu sei il nostro re, Signore. Noi dichiariamo che tu sei grande nelle nostre vite, Padre. Tu sei un Dio che si prende cura di noi, delle nostre famiglie, delle difficoltà che affrontiamo ogni giorno, Padre. Ma in tutto questo, Signore, sappiamo che tu sei re, Padre. Sei più grande di ogni difficoltà, di ogni problema, Padre, di ogni dubbio nelle nostre menti, Signore. E sapendo tutto questo, Signore, che non abbiamo il controllo di nulla, Padre, noi ci arrendiamo a te, Padre. Ci arrendiamo al tuo nome, alla tua gloria, Padre, perché noi sappiamo che sei il nostro Dio, sei il nostro Padre e il nostro Signore. Amen. In questo momento vorrei chiedervi di riunirvi in gruppi di 2 o 3 persone. Abbiamo iniziato la settimana scorsa a pregare, no, per i paesi perseguitati, e quindi in questo momento faremo questo. Pregheremo per la Corea del Nord, che è un paese perseguitato dal cristianesimo, e quindi vi chiediamo di fare un gruppo di 2 o 3 persone e in questo momento pregare per questo paese, per i nostri fratelli, che loro possano avere la forza, che loro possano avere il coraggio di, nonostante nel paese dove sono, predicare la parola di Dio e raggiungere tantissime altre persone a Cristo. Amen.
Signore, noi preghiamo, Signore, per i nostri fratelli, oh Padre, che sono in Corea del Nord, oh Padre, ti chiediamo, Signore, che tu possa essere con loro, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa essere in mezzo a loro, che il Signore possa dare a loro, Signore, il coraggio, oh Padre, la forza, Signore, per affrontare le circostanze in cui vivono, Signore.
Oh Padre, che loro non vengano, Signore, ad arrendersi, che loro possano continuare, Signore, a lodare il tuo nome, ad esaltare il tuo nome, Signore. Dagli, Signore, la creatività, Signore, di portare la tua parola. Oh Padre, che loro possano veramente vivere, Signore, un'intimità profonda con te, oh Padre. Che il Signore possa proteggerli, che il Signore possa benedire, Signore, le loro vite, oh Padre, affinché loro possano, Signore, veramente vivere, oh Padre, il vero Vangelo e predicare, Signore, questo Vangelo, Signore. Condividere, Signore, questo Vangelo vero, Padre. Noi ti preghiamo, Signore, che noi non immaginiamo, Signore, cosa loro passano, Padre, ma che il Signore sa di tutto, Padre, e tu sai, oh Padre, cosa loro passano. Le situazioni emozionali, oh Padre, che il Signore possa prendersi cura, Padre, di ogni nostro fratello là, oh Padre, e che loro possano, Signore, continuare, oh Padre, a lodare e innalzare il tuo nome, Signore. È questo, Signore, che noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Continuiamo a lodare il nostro Signore. Vieni, Signore, vieni, Signore, portami con corde d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore, io mi arrendo. Grazia in ogni ho sete di te, ho sete di te. Le braccia mie alzo verso di te, parla mio Dio,
voglio conoscerti, voglio sentirti. Quindi solo la Chiesa. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Padre, vogliamo ringraziarti per questo momento, Signore. Noi ci rendiamo alla tua presenza, Signore, ci rendiamo alla tua grandezza, Padre. Grazie perché possiamo essere qua, Signore, perché possiamo essere riuniti in una chiesa tra fratelli, Padre. E in questo momento ci rendiamo a te, Signore, riconosciamo che tu sei il Re, che tu sei grande e sappiamo che le nostre difficoltà non sono niente davanti a te, Padre. Noi doniamo ogni peso sulle nostre spalle a te. Lo diamo a te, Signore, perché sei un Dio grande che conosce ogni nostra difficoltà, conosce ogni nostro dettaglio, sia personale della nostra vita. E sappiamo che possiamo affidarci a te, Padre. Grazie per questo momento speciale, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Fratelli e sorelle presenti o che ci seguono via live, grazia e pace. Nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, è sempre un piacere. Buonasera a tutti quelli che non ho potuto salutare prima. Questa sera continuiamo con la nostra carissima lettera ai Galati. Sempre i primi 5 versetti, sembra che ormai sono abbonato a portarvi i primi 5 versetti dei capitoli, delle lettere pauline. Perciò dove ci eravamo fermati? Paolo stava facendo un racconto, stava raccontando del suo ministero, della sua vita, dei suoi viaggi, di come avesse iniziato tutto questo suo percorso. Abbiamo visto come Paolo, dopo una rivelazione divina, inizia il suo ministero come evangelista in diverse regioni. Abbiamo visto nomi di città che già conoscevamo, abbiamo visto anche l'Arabia nominata in mezzo a questa lettera. Dopo 3 anni visita Gerusalemme, dove incontra Pietro. In alcune traduzioni della vostra Bibbia troverete il Cefa proprio. Comunque nelle note troverete di nuovo il nome di Pietro. Incontra Giacomo, del quale abbiamo già studiato la sua lettera, per poi ritornare a predicare nelle regioni limitrofe. Voglio proprio riprendere così gli ultimi versetti del capitolo 1 della lettera ai Galati, giusto per ricordarci, per rinfrescarci un attimino la memoria. E in questi versetti, dal versetto 22 in particolare, in cui sta scritto: ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea, che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. E ho voluto riprendere così questi ultimi versetti del primo capitolo, perché questo dettaglio delle chiese di Giudea è importante, perché quella era una delle regioni in cui Paolo, prima, quando era ancora chiamato Saulo, era più attivo, era più conosciuto come il perseguitatore, era più conosciuto per via di quello che faceva alla chiesa primitiva. Per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento, ricordiamo che Paolo si era macchiato di gravissimi crimini contro la chiesa primitiva. Era lo stesso che inseguiva i
neofiti cristiani dell'epoca, li ammazzava, li perseguitava, distruggeva le loro chiese, distruggeva i luoghi in cui si riunivano, distruggevano i testi che si passavano all'epoca. Perciò questo era il calibro di Paolo. La zona della Giudea, soprattutto durante il primo secolo, durante gli avvenimenti che possiamo leggere sia in Atti degli Apostoli che nelle lettere pauline, era la zona in cui era più presente, in cui c'era la maggiore presenza di ex ebrei. In particolare, vedremo più avanti, di ex farisei. Qui è dove c'era la percentuale maggiore di persone che erano ebree, avevano sentito parlare di Cristo e si erano convertite al cristianesimo. E sono esattamente questi ex ebrei in particolare che ci interessano, perché sono loro che nella maggior parte dei casi fermavano l'opera di Paolo, intralciavano l'opera di Paolo attraverso la dottrina della salvezza per opere, la dottrina che sosteneva che i cristiani dovessero seguire la legge mosaica. Ed è molto poetico, molto cristiano vedere proprio queste chiese della Giudea, composta da ex ebrei, composta da persone che conoscevano Paolo, persone che magari avevano avuto un faccia a faccia con Paolo in situazioni negative, in situazioni in cui Paolo molto probabilmente li stava inseguendo per ucciderli. Proprio loro, queste chiese di questa regione, per causa di Paolo glorificavano Dio, lodavano il Signore per l'opera che Paolo stava facendo. Davvero molto molto bello, molto poetico e soprattutto molto cristiano. Detto questo, andiamo adesso verso i versetti principali di che vi voglio portare stasera, ossia Galati, capitolo 2, i versetti 1 fino al versetto 5, in cui sta scritto: poi, trascorsi 14 anni, mi soffermo un attimino su questo numero perché 14 anni, stiamo facendo un salto temporale molto grande. Ci sono persone in questa sala che 14 anni fa neanche esistevano, ok? Dove sono gli under 14? Lei mi fa no. Under 14? Sotto i 14? Scusate che io parlo sempre in inglese. Sotto i 14? Sì? No? Esatto. Mi piace come le risposte variano molto, ok. Poi, trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annuncio fra gli stranieri. Ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati per timore di correre o di aver corso invano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Dopo 14 anni di ministero, Paolo torna in Giudea. Questi 14 anni non vanno conteggiati gli altri 3 anni che abbiamo visto durante il primo capitolo della lettera. E ci dobbiamo ricordare, quando leggiamo questi versetti, qual era lo scopo principale della lettera ai Galati. L'abbiamo ribattuto più e più volte, sia nell'introduzione sia poi nelle prediche successive, ma qui Paolo sta in qualche modo difendendo la propria autorità. Paolo sta sottolineando più volte, ancora e ancora, contro quei falsi dottori della legge, che lui aveva l'autorità per poter dire quello che stava dicendo. Lui sapeva quello di cui stava dicendo. Qui Paolo sta difendendo la sua identità, sta confermando l'origine divina del suo mandato. Perciò quando leggiamo questi 14 anni di duro lavoro, non è soltanto una presentazione per poter dire sì, non è che mi sono convertito l'altro ieri, io ho 14, 17, quasi 20 anni di storia cristiana alle spalle. Non è solo questo, che già quello dovrebbe bastare per zittire determinate critiche che Paolo avrebbe potuto ricevere all'epoca, ma anche per poter dire in 14 anni nessuno mi ha mai fermato. In 14 anni non c'è stata una lettera da parte degli apostoli presenti a Gerusalemme per poter dire
non ascoltate Paolo. Magari Paolo sta sbagliando. In 14 anni nessuno degli apostoli ancora in vita all'epoca hanno chiamato Paolo per poter fare due chiacchiere, per potergli dire guarda che qui stai sbagliando tutto. Perciò, tra le righe, il messaggio che Paolo stava predicando non è stato fermato perché era in linea con la teologia degli apostoli, perché era in linea con la teologia cristiana, era in linea con quello che Gesù in persona aveva predicato e aveva trasmesso. Analizziamo ora i collaboratori di Paolo, che qua spuntano due nomi che poi ritorneranno ancora quando si parla di viaggi paolini. Il primo è Barnaba. Barnaba appare per la prima volta in Atti degli Apostoli, dove ricompare ancora, in particolare nel capitolo 4, i versetti 36-37 è proprio la primissima volta in cui lo sentiamo, in cui sta scritto: ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco, arrivato. Già qui ci viene presentato Barnaba come una figura importante, non un numero, ma come qualcuno degno di nota, qualcuno disposto a sacrificare i propri possedimenti, i propri averi per l'opera cristiana. Poi lo ritroviamo ancora in particolare in Atti capitolo 11, una tappa fondamentale del cristianesimo, dal versetto 22 in cui sta scritto: la notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e gli esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Per la prima volta i discepoli di Cristo furono chiamati cristiani. Barnaba era lì. Barnaba era un nome conosciuto nella Chiesa primitiva da tutte le parti. Barnaba era uno stretto collaboratore di Paolo. Lo ritroviamo poi nel capitolo 13 di Atti, perché lo Spirito Santo in persona dice: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Perciò Paolo cita il nome di Barnaba di nuovo come un testimone, come un collaboratore, come qualcuno alla quale chi voleva potesse fare effettivamente delle domande, potesse cercare conferma di quello che Paolo stava dicendo. Vedete come sempre questa sorta di lettera di presentazione di Paolo alle chiese dei Galati. Questa sorta di conferma dopo conferma dopo conferma. È come se Paolo dicesse: io sono stato mandato da Cristo persona. Non mi credete? Guardate quello che ho fatto. Non credete a quello che ho fatto? Chiedete agli apostoli a Gerusalemme. Non credete neppure a loro? Chiedete a Barnaba. Ancora, una serie di testimoni, una serie di figure molto, molto importanti che potevano mettere la mano sul fuoco, che potevano dire: Paolo è davvero quello che sta dicendo, Paolo è davvero una persona che merita il nostro rispetto e che merita di essere ascoltata. Poi vediamo Tito. Tito, sappiamo davvero poco di Tito. Era un convertito greco. Paolo descrive una lettera, la potete trovare nel Nuovo Testamento, appunto la lettera a Tito, molto corta, quando volete la potete leggere poi a casa. E in questa lettera Paolo, nel versetto numero 4, lo definisce come figlio legittimo secondo la fede che c'è comune. Non esattamente una figura storica del cristianesimo dell'epoca, però quello che è importante è che Tito era un greco. Tito non era un ebreo. Tito era cristiano, ma non veniva da origini ebree, come venivano grandissima parte della leadership e degli anziani dell'epoca. E qui viene sottolineata la sua presenza perché lui era la prova vivente di un cristiano che non seguiva le leggi mosaiche.
Lui era la prova vivente di qualcuno che si era convertito da un'altra religione ed era la prova vivente della benedizione che Dio stava attuando attraverso di lui nella Chiesa primitiva. Perciò Paolo, accompagnato da queste due figure importanti, si reca a Gerusalemme dove, ritornando a Galati capitolo 2, esposi loro il Vangelo che annuncio fra gli stranieri, ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati per il timore di correre o di aver corso invano. Paolo incontra quelli che sono i più stimati, nomi importantissimi che abbiamo imparato probabilmente a memoria sin da quando siamo bambini. Figure come Pietro, figure come Giacomo, figure come Giovanni. Nomi che portavano un peso nella Chiesa primitiva, nella Chiesa del primo secolo. Gli apostoli indiscussi a cui tutti si sottoponevano. E Paolo si rivolge a loro appunto per chiedere loro consiglio, per parlare con loro privatamente, per confrontarsi con loro, scacciare la preoccupazione di non star facendo un buon lavoro. Nelle lettere pauline in particolare il termine di questa corsa, Paolo sempre definisce il suo operato, la sua vita come una corsa, come un continuo correre. Paolo aveva il chiaro scopo di predicare il Vangelo. Paolo aveva come ultima priorità nella sua vita predicare il Vangelo. Si svegliava per fare questo, andava a dormire dopo aver fatto questo, predicare il Vangelo, predicare il Vangelo, predicare il Vangelo. Perciò era importantissimo per lui, una vera e propria priorità, accertarsi che il Vangelo che stava predicando fosse il giusto Vangelo, il sano Vangelo, il buon Vangelo. Predicare il Vangelo a tutti i popoli. Perciò possiamo capire nella posizione di Paolo questo timore di aver corso invano, questo timore di aver fatto, ma di non aver costruito nulla. Questo, ricordiamoci, dopo anni di duro lavoro lungo tutte le zone limitrofe alla provincia di Israele. Con questo incontro Paolo conferma la sana dottrina e risottolinea davanti agli apostoli, davanti alle colonne portanti della Chiesa, davanti alla massima autorità terrena della Chiesa primitiva, a Tito, il greco, ricordiamo, il non ebreo, non è stata imposta la circoncisione. Che poi ci si sofferma sempre sulla circoncisione perché è uno degli aspetti della legge mosaica, il più importante se così vogliamo dire, però la legge mosaica, ricordiamoci, giusto vi metto questa parentesi, comporta tante altre leggi, tante altre limitazioni, tante altre regole da osservare nella vita della comunità e nella vita personale. Però lì, davanti alle massime autorità dell'epoca, a Tito non viene imposto nulla. Nessuno punta il dito contro Tito e gli dice: se vuoi essere un vero cristiano ti devi circoncidere. Perciò, a questo punto, chi erano i falsi fratelli di cui Paolo parla? Questo incontro a Gerusalemme è molto importante, è un evento storico e viene discusso più a fondo in Atti capitolo 15. Se non avete fino adesso seguito, se non avete fino adesso aperto nelle vostre Bibbie, vi invito perché è un testo un po' lunghetto, non riusciremo a leggerlo tutto, purtroppo riusciremo soltanto a leggere la prima metà, però in Atti capitolo 15 c'è quella che viene chiamata la conferenza di Gerusalemme. In particolare protagonisti troviamo gli apostoli, troviamo Paolo, troviamo Barnaba, troviamo figure importanti che si sono riunite perché dopo viaggi missionari, dopo aver aperto nuove chiese, dopo aver affrontato le prime persecuzioni e dopo aver dato il via a quella che è la Chiesa con la C maiuscola, sono tutte arrivate allo stesso nodo. Questi nuovi cristiani, quali regole devono effettivamente seguire? Perché una parte, composta da ex ebrei, ex farisei in particolare, sosteneva che i cristiani dovessero seguire la legge mosaica. Un'altra parte invece discuteva con loro molto pesantemente per dichiarare che Cristo ci aveva già liberati da tutto questo. Ed è così che queste massime figure dell'epoca si incontrano in una conferenza
a Gerusalemme nel capitolo 15 di Atti degli Apostoli, in cui leggeremo i primi 12 versetti. Alcuni, venuti dalla Giudea, di nuovo vedete come una regione che continua a ritornare, insegnavano ai fratelli, dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, voglio sottolineare perché la Bibbia, in particolare Luca, ogni tanto mette questi eufemismi, però se la Bibbia ha ritenuto importante sottolineare che la loro discussione era vivace, vi lascio immaginare cosa stava realmente succedendo. Fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenice e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti si alzarono dicendo, di nuovo, bisogna circonciderli e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Qui comincia ad arrivare il punto di svolta. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentare Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. In questo testo è molto interessante, a parte questo primo discorso di Pietro, che vi invito a ricordare perché ritornerà lungo la lettera ai Galati, probabilmente non sabato prossimo, ma quello dopo ancora, perché noterete la cura che c'è, sì, per la dottrina, ma la cura che c'è per sentire quello che Dio aveva fatto nella vita degli altri fratelli. Viene ripetuto più e più volte, lo troviamo nella lettera ai Galati, lo troviamo in Atti degli Apostoli, in questo specifico testo ci sono 2 volte in cui viene raccontato questo, questi grandi segni, questi grandi prodigi, al quale noi vediamo la Chiesa rispondere con gioia, rispondere con felicità, rispondere entusiasti perché Dio aveva agito nella vita delle persone. E questo è molto importante perché il dettaglio che magari prima ho passato sopra, non mi sono soffermato abbastanza, ma il dettaglio che Paolo ha deciso di andare dagli apostoli a Gerusalemme e parlare a loro innanzitutto in privato, ci spinge a una riflessione di come i litigi, le discussioni che facciamo all'interno dell'ambiente ecclesiastico, all'interno delle nostre chiese, all'interno delle nostre comunità, possono ferire persone che non c'entrano nulla, persone che magari si stanno avvicinando al Vangelo, persone che magari è la prima volta che lo sentono. Queste discussioni, questi litigi possono essere nocivi per la vita spirituale delle nostre chiese. È qualcosa che va concordato fra gli anziani, è qualcosa che va concordato fra gli apostoli. Vedete qua in questa conferenza presenti figure importantissime, figure che avevano i criteri necessari per poter effettivamente discutere di questo. E al resto della Chiesa, di nuovo, la gioia di sapere quali segni, quali prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro
tra i pagani. Perciò, fino adesso, tutta questa prima parte dei Galati, che abbiamo analizzato a partire dal mese scorso, è una sorta di biglietto di visita dell'Apostolo Paolo. Un veloce riassunto, se così possiamo dire, dei motivi principali per i quali i credenti dovevano ascoltare lui piuttosto che i falsi fratelli che stavano minacciando la tranquillità delle chiese. Paolo ci dimostra quanto vicino sia agli apostoli ancora rimasti in vita, ci dimostra come Cristo in persona l'abbia chiamato attraverso una visione, Cristo risorto, certo, ma il concetto importante è che Cristo in persona è andato da lui personalmente a chiamarlo, e di come lui si fosse impegnato a trasmettere il buon Vangelo. Insieme a lui collaborano figure importanti, figure che avevano una testimonianza, figure che la Chiesa primitiva conosceva da vicino, aveva avuto occasione di toccare con mano, figure che erano pronte a dare una buona parola per quello che stava facendo Paolo, figure che potevano garantire quello che stava dicendo effettivamente Paolo. Perciò, leggendo questo e delle difficoltà che ha passato la Chiesa primitiva all'epoca, vediamo l'importanza di quella che noi oggi abbiamo. La Bibbia. L'importanza della Bibbia che noi oggi abbiamo, perché all'epoca non c'era questo bellissimo posto in cui era racchiusa tutta la volontà di Dio e per la quale ci potevamo mettere sopra tutta la nostra fiducia. Non esisteva all'epoca. All'epoca si basava esclusivamente su quello che i dottori dicevano, su quello che i leader dicevano, su quello che gli studiosi, gli scribi dicevano. Perciò era importantissimo all'epoca ingranare la giusta dottrina e uniformarsi tutti quanti sulla giusta dottrina. E Paolo dedica praticamente i primi 2 capitoli di Galati, 1/3 dell'intera lettera ai Galati, per poter dire: signori, io sono Paolo, io sono l'Apostolo, io sono stato inviato da Cristo in persona, sono molto molto vicino agli apostoli, vicino a me ci sono persone che possono fare da garante, io sono qui per portarvi la verità, io sono qui per portarvi la giustizia, io sono qui per portarvi quello che è il vero buon Vangelo. Il che ci porta al termine della nostra lettura con una domanda che vi voglio lasciare, che poi potete anche affrontare nei piccoli gruppi, perché effettivamente la domanda è: qual è il nostro cartellino da visita? Noi quando ci avviciniamo alle altre persone cosa presentiamo? Con quale autorità parliamo e diciamo quello che diciamo? Secondo chi, secondo cosa possiamo dire questo è giusto, questo è sbagliato? Quale autorità abbiamo per questo? Ed è importante perché quando parliamo con un ateo, con una persona totalmente fuori dalla fede, questo discorso passa un po' in secondo piano. Però quando dobbiamo affrontare delle eresie, quando dobbiamo assumere il nostro ruolo di apologeti, come Paolo ci dimostra, questo diventa improvvisamente qualcosa di molto importante, perché allora lì la domanda diventa: da dove vengono le tue idee? Su quali basi? Quali sono le tue colonne portanti? Ed è così che vorrei chiudere appunto questo testo con queste domande fondamentali. Quale autorità abbiamo oggi noi qui presenti di questo secolo per poter arrivare da qualcuno e poter dire: io non devo più seguire le leggi mosaiche, e poter dire: i cristiani non si devono più circoncidere? Quando ci presentiamo alle persone col nostro cartellino da visita, cosa ci scriviamo sopra? Vi chiedo di alzarvi in piedi per poter pregare che il Signore ci possa illuminare, che il Signore possa risponderci attraverso la sua parola, attraverso la sua saggezza, alla domanda: che cosa possiamo imparare da Paolo? Che cosa possiamo imparare dai primi capitoli della lettera ai Galati? Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per questo
privilegio che abbiamo di avere la tua parola in mano. Ti ringraziamo, Padre, per la vita dei nostri leader, per la vita dei nostri anziani, dei nostri pastori e le nostre persone che ci hanno insegnato quello che noi oggi possiamo predicare. Ti ringraziamo anche per la possibilità che abbiamo di poter proclamare il tuo nome ad alta voce senza subire la dura persecuzione che i nostri fratelli come in Corea del Nord stanno subendo in questo momento. E ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire i nostri sforzi, che tu possa benedirci, Padre, con la tua saggezza attraverso il tuo Santo Spirito affinché possiamo proclamare il tuo santo nome, difendere la sana dottrina, il vero Vangelo dall'iniquità, dai falsi fratelli, dal mondo esterno. Ti chiediamo, Padre, che tu ci possa dare l'armatura necessaria per poter affrontare queste battaglie spirituali, che tu ci possa aiutare, Padre, a sostenere tutto questo e promulgare il tuo Vangelo e continuare ad essere tuoi collaboratori nella tua semina, nel campo che è questo mondo. Ti chiediamo anche, Padre, perdono per i nostri peccati, perdono per quelle volte in cui ci siamo sviati, abbiamo ascoltato false dottrine, oppure i momenti in cui non ti abbiamo riconosciuto come Signore delle nostre vite, come priorità delle nostre vite. Ti chiediamo tutto questo, Padre, proclamiamo anche tutto questo solo in nome attraverso del tuo amato Figlio che tu ci hai dato senza merito e per la quale noi ti ringraziamo continuamente, infinitamente. Tutto questo ti chiediamo e dichiariamo in nome di Gesù Cristo. Amen. Invito il gruppo di lode per così accompagnarci nel prossimo momento di lode e poi concludere il nostro culto.
Vi rubo ancora qualche minuto per i nostri avvisi. Allora, con i piccoli gruppi, oggi con le giovani femmine e le ado sono io. Con i maschietti invece, i pre, gli adolescenti e i giovani, c'è Paolo Enrichi. Ah, c'è Gabriel, scusate, non era stato aggiornato. Ok, c'è Gabriel. E il 21 febbraio, sabato, ci sarà il baby shower di Elena. Siete tutti invitati e vi chiediamo di portare una pietanza dolce o salata per avere un momento di comunione dopo e i pannolini per i genitori. Il 28 febbraio alle 15:30 ci sarà l'evangelizzazione a Belluno, quindi siete tutti invitati ad essere lì e subito dopo alle 18 ci sarà il culto, quindi chi non ha magari un passaggio ma vuole venire tutto, potete parlare con gli giovani qua che magari vanno per organizzarci. Ricordatevi che ci sarà una pizzata subito dopo il culto, quindi ecco. Quindi sarà subito dopo il culto a 2 euro la pizza più la bibita. E dal 22 al 24 maggio, se non vi siete ancora iscritti, e se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi subito, ci sarà il campeggio. C'è un video? C'è un video! Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il pagamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me, sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il pagamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me, sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il pagamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me, sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta.
Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il camminamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me. Sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il camminamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me. Sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il camminamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me. Sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Il camminamento può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori, incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me. Sarà un tempo incredibile. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta.